nostra gente. Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. Ed eccoci qua con una delle rubriche più eccellenti tra le ottime della nostra radio e impareggiabilmente condotta. No, è la verità, è la verità. Preparatevi che fra un po' ci sarà un'altra copertina lì vicino. Sì? Il Davvero? libro sui borghi. Lo so, lo stai elaborando. Quando è che Che il esce? mio editore non mi faccia degli scherzi. Quando è che esce? Dovrebbe uscire, che uscirebbe? Che uscirà? Uscirebbe in novembre perché l'idea è che, parlando di Milano e di quartieri poco noti, che guarda, adesso il discorso è sempre lo stesso. Io abito in centro. Ieri sono stato a Gorla, le Carla. persone che conosco abitano per lo più fino al massimo fino a Lambrate e fino ai margini di San Siro. Non conoscono questi quartieri che sono stati aggregati e sono stupendi. È una mia carenza, lo è stata fino adesso, perché sì, andavo a Lambrate per pigliare il treno o per andare al cimitero, andavo a Musocco, facevo un salto in Porta Romana o in Vigentino, ma non ho mai visitato questi quartieri. Secondo me è un libro che potrebbe essere interessantissimo per un sacco di milanesi, non solo quelli che abitano lì, ma anche quelli che non ci sono mai stati, quindi credo che completi il libro precedente. Il milanese va alle Maldive ma non a Gorla. Ma non a Gorla, che è a 7 fermate dal Duomo, venendo dal centro, e venendo da fuori ci arrivi facilmente altrettanto. Allora, io in questi giorni sono stata sia a Gorla, ci sono tornata, e poi ieri sono andata a Greco. Allora, ripartiamo da Gorla, che così poi ne abbiamo già parlato, giusto? Sì, ne abbiamo già parlato, però perché ci sei tornata? Ci sono tornata perché io, che sono sfacciata, ho scoperto che nell'ex municipio Villa Singer, che è di fianco al monumento rossa sull'acqua, è di fianco al monumento alle vittime del bombardamento, giusto? Sulla piazzetta martiri delle vittime del bombardamento, piccoli martiri di Goma, lì c'è a sinistra dei martiri, dei piccoli martiri, che poi quella statua lì mi strappa sempre il cuore, c'è questa Villa Singer che era il vecchio comune. Che è bella, tra l'altro, molto bella. Bellissima, rosa, sull'acqua, con un bellissimo giardino. È stata comprata dopo che è stato dismesso il municipio da un signore tedesco che faceva essenze, e quindi c'è ancora chi si ricorda che i nonni parlavano di questi odori, di queste cose che uscivano dalla casa. E poi l'ha comprata nel 34, nel 37, insomma in quegli anni lì, un certo signor Monti, Attilio Monti, che era un ricco signore che aveva un'azienda farmaceutica, e ci è andato ad abitare con la figlia e la moglie. La figlia era una pittrice frustrata perché suo papà non l'aveva mandata a Brera, siccome non usava a quei tempi mandare le ragazze a Brera, era allieva di uno scapigliato e aveva un certo talento. Allora il papà le allestisce uno studio lì. Infatti la villa c'è ancora qualche quadro della bisnonna dell'attuale proprietario, che si chiama Marco Arosio. Mi ha dato il permesso anche di fare il suo nome, perché sai, con la privacy bisogna stare molto attenti. E Marco Arosio è un antiquario e un esperto d'arte per la ditta di aste, cambi, specializzato in arti applicate del Novecento, ceramiche, vetri, mobili. Allora, io ho preso carta e matita, si fa per dire, e gli ho scritto: caro dottor Arosio, non è che mi farebbe visitare la sua casa? Pensando che mi dicesse: ma va, Ciapairat. E invece il signor Arosio mi ha aperto la sua casa, è stato a chiacchierare con me 2 ore e mezza. Ma che bello. In questa casa, che è un museo. C'è una credenza di Eugenio Quarti, che è quello che ha fatto il bancone, per dirti, del Camparino. Ci sono ceramiche di Gio Ponti, vetri di Venini, ceramiche di Biancini, quadri di tutti i tipi. E poi la casa è proprio bella come struttura. Poi vabbè, camini, tappeti, insomma, immaginati una casa museo, una piccolo, come dirti, luogo dove si raccolgono delle cose deliziose, e poi questo giardino con un grande prato e sull'acqua.
E signora Rosa mi ha intrattenuto 2 ore e mezza, poi mi ha portato a vedere il suo magazzino di oggetti d'arte, mobili d'arte, sempre sul Naviglio, un po' più in là, perché lui è anche un commerciante d'arte e non solo, è un collezionista, quindi un po' li vende, un po' li compra e c'ha questo grande magazzino. Ti giuro, una cosa da lustrarsi gli occhi. Ma guarda che incontro interessante, Carla. Ma veramente, e ti dico, sulle prime signora Rosa era un po' steccato perché dice mi chiamano giornalisti, persone, poi ha capito che con me invece l'argomento poteva essere interessante. Abbiamo parlato anche del cimitero monumentale perché lui ha lì una tomba, ci siamo ripromessi di rivederci, insomma un incontro interessantissimo. Da lì sono andata a vedere Villa Finzi pensando di trovarmi una di quelle magioni del Settecento meravigliose con davanti il prato, una radura, invece le statue, le fontane, eccetera, eccetera. E invece devo dire che sono rimasta delusa. È adibita a centro per anziani e poi ha dei padiglioni moderni che sono scuole e altri centri sociali, quindi meritoria. Ma la casa è male in arnese, ha pochissimo terreno davanti, le persiane sono scrostate, sì. Insomma, la facciata non è e il parco non è granché. Il parco non è granché, sì, c'è questo tempietto dell'innocenza che sono delle colonne che fanno una specie di gazebo che d'estate è pieno di glicine e adesso invece è verde. C'è un, come si chiama, un tempio ipogeo, l'unico che c'è, credo, non dico in tutta Italia, ma sicuramente nel nord Italia, quindi un tempio sotterraneo dove un tempo c'erano delle statue. E, insomma, era un luogo molto magico e molto esoterico, adesso ovviamente è chiuso, l'ha scoperto uno speleologo, è chiuso, ma sembra che questo fosse veramente, si chiamava, mi sembra, Tempio della Notte, però non è visitabile. Il parco non è granché, sì, certo, se sei appassionato di piante, io riconosco solo il ginkgo biloba l'ho visto, e poi vabbè, l'ippocastano, ma io non riconosco altri alberi perché in botanica sono ignorante. Quindi ho finito il mio giro di Gorla, poi c'è anche, interessante, uscendo da Villa Finzi, sulla sinistra, un palazzone degli anni 30, in via Erlembaldo, che è stato fatto dalla Fondazione Crespi Morbio. Tra l'altro ricordo che Anna Crespi Morbio è la presidente da 40 anni degli Amici della Scala con cui ho lavorato tanto, quindi conosco molto bene la famiglia Crespi Morbio e sono delle persone eccezionali e sono stati tra i primi negli anni 30 a fare questi palazzi, grandi palazzi per operai e per manovalanze e case popolari, per capirci. E lì ha sede il teatro Officina, in questa via Sant'Erlembaldo. Quindi vedi come si può sempre approfondire. Ero stata a Gorla, credevo di aver fatto tutto e mi sono ritrovata che mi mancava ancora. Mi mancava anche la cascina, come si chiama? La cascina Martesana, che è un posto bellissimo dove si mangia, facevano la griglia, ci sono tavolini sparsi, bambini, cani, un altro posto carinissimo. E quindi ho finito con Gorla. Allora sono andata a Greco. Sono andata a Greco ieri e ho avuto un colpo di fortuna. Intanto premettiamo che a Greco c'è una zona molto vasta che si chiama Quartiere Maggiorina. Senti, ma una curiosità brevissima, Carla. La Villa Singer però non è accessibile normalmente. No, è accessibile per visite guidate, se Marco Arosio ha voglia, perché evidentemente è casa sua. Perché vedo che c'è, per vedo eventi. Che, per esempio mi diceva che mercoledì in giardino c'è un grande matrimonio con 100 persone. Sì. No, però ovviamente vedo che c'è un sito villasinger.it, ma molto bello. Andate a vederlo perché è molto interessante. Sì, lì ci sono tante foto interessanti, però insomma non è aperta normalmente. No, è una casa privata. C'è un pezzo di Marco Arosio sul sito che è intitolato Vivere sulla Martesana in una villa a Milano. Esatto, poi lui è simpatico che dice che lui è una sciurapina, in effetti è un po' una sciurapina, perché sta attento a tutti i piccoli dettagli, poi insomma t'ha fatto entrare con le pattine, insomma, t'ha fatto camminare con le pattine. No, quello proprio no, però insomma un po' una sciurapina. Detto questo, sono andata a Greco. A Greco c'è, Greco è quel quartiere che c'è tra la stazione centrale e Termecchio Gioia e la zona di Milano verso nord-est, diciamo così. E Greco ha un grossissimo quartiere che si chiama Quartiere della Maggiolina, e poi ha anche altre cose. Allora io sono andata a vedermi la Maggiolina. La Maggiolina ha una parte dove c'è il villaggio dei giornalisti anche, giusto? Dove c'è anche il villaggio dei giornalisti cosiddetto. Esattamente, che fa parte della Maggiolina.
nel senso che la Maggiolina è questo grande quartiere tra Melchiorre Gioia, via Timavo, via Muzio e altre vie, via Sondrio, e in questo quartiere c'è una parte che è stata fatta negli anni 20 per i ferrovieri. Entri da via Timavo, poi fai via Carissimi e è una zona di deliziose villette, vie familiari e quadri familiari in uno stile Liberty molto semplice perché erano destinati ai ferrovieri, quindi l'architetto Avatti non si è sprecato in decorazioni ma ha fatto veramente delle villette molto carine. Peraltro adesso quelle rimaste, e sono tante per fortuna, sono vincolate, almeno di facciata, e queste villette le ha fatte questo architetto Avatti che, tanto per dirne una, è quello che ha fatto il Teatro Filodrammatici, il Cinema Teatro Odeon e un'altra cosa bellissima a Milano, e l'Hotel Gallia, quindi non un cretino l'architetto Aldo Avatti. Questo è un quartiere dei ferrovieri, è ancora in piedi, tranne quando poi giri in via Carissimi, che lì hanno fatto un po' di disastri, hanno sopraelevato delle case, ne hanno distrutte altre, hanno fatto un po' di schifezze. Però detto questo rimane un quartiere molto bello. Poi prendi questa via Gasparo da Salò che in diagonale attraversa il quartiere, è l'unica diagonale, tutto il resto è ortogonale come New York. Hai presente New York con le strade parallele e perpendicolari? Ecco, il quartiere è così, tranne Gasparo da Salò che è acciottolato, tipo Rizzarda, che sono i ciottoli di fiume, sì, che a Milano non ci sono più. A Milano c'è il pavé, ma non ci sono più i ciottoli di fiume, la Rizzarda, invece lì c'è. E finisci in piazza Carbonari, dove c'è un grande condominio del 60, degli anni 60, insomma, fatto da Cacciadominioni, Luigi Cacciadominioni, grandissimo architetto. Questo grande condominio tutto in clinker, marrone, perché all'epoca piaceva tanto il clinker, e ho avuto la fortuna, per non dire il culo, che la persona con cui stavo facendo questo giro aveva chiamato perché aveva saputo che era aperto l'appartamento al sesto piano che viene usato per set cinematografici, per Dolce Gabbana, mi sembra che ci abbia fatto o Gucci una pubblicità, ed è un appartamento stupendo che non avrei mai visto in vita mia, dove c'è per terra un seminato bianco e marrone che fa delle figure, un grande uccello. Queste vetrate non tanto grandi, ma che rendono il locale luminosissimo, i locali, e poi dalla finestra del salottino vedi tutta Porta Nuova con i suoi grattacieli. Io stamattina ti avevo mandato delle foto, forse non le hai viste, no? in cui si Vedi, vedeva adesso le questa sto vista vedendo. spettacolosa. Adesso le sto vedendo. Le giro al volo al nostro regista, così ci Se facciamo riesci, la perché chiusura con le tue merita foto. veramente di vedere cosa si vedeva da queste finestre. Guarda, Vedevi tutti i grattacieli, il Bosco Verticale, no, City Life, adesso le Unicredit. mandiamo al volo, guarda, così le puoi vedere anche tu Bravo. nel frattempo. E Proprio quindi mi sono guardata, ho ammirato questa bellissima casa, e dopodiché sono andata a fare il giro di Piazza Carbonari. Lì c'è anche Casa Melandri, che è una casa di Gio Ponti del 57, male in arnese, e poi entri nel quartiere Mirabello, che è l'altra parte della Maggiolina. Il quartiere Mirabello è intorno a questa casa del 400 che l'arcivescovo Visconti vendette al signor Mirabello, ed è una vecchia cascina in cotto, cascina però patrizia, non cascina non colonica, e adesso è sede di un'associazione per non vedenti, per persone con problemi alla vista e altre associazioni. È una bellissima costruzione quattrocentesca, dentro non siamo entrati, ma so che è piena di affreschi e di cose bellissime, e lì c'è il quartiere Mirabello, che è stato fatto anche lui, questa volta non per i ferrovieri, ma per i colletti bianchi, per i dirigenti della Pirelli. Sai, la Pirelli aveva sede in centro, in via Tonale, e poi a Greco, e quindi le case per i dirigenti sono state fatte su questa direttrice. Poi sono state fatte case per gli impiegati della Feltrinelli, della Ettore Conti, avvocati, pubblicisti e giornalisti. Ecco perché prende il nome di quartiere dei giornalisti. Quartiere dei giornalisti, dove ci sono, quindi ho visitato tutta la zona del quartiere Mirabello, dove le villette sono come quelle dei ferrovieri, ma essendo destinate a persone più, diciamo, non altolocate, ma insomma con una posizione sociale più alta, e quindi anche con maggiori disponibilità economiche, sono
più ricche delle casette dei ferrovieri. Ce n'è una che sembra addirittura un palazzetto francese e c'è tutto questo quartiere Mirabello. Finito il quartiere Mirabello si arriva a dei giardini dove c'è una chiesa fatta dal Baciocchi e poi vai in via Lepanto dove ci sono le case a igloo. Le case a igloo sono molto divertenti perché sono proprio degli igloo. Degli igloo di 45 metri quadri, quindi sono delle specie di zuccotti, hai in mente lo zuccotto gelato, sì, di tegole marroni. Alcune hanno proprio le tegole sul tetto, altre hanno dei mattoni che mi raccontava la persona con cui ero, che era una guida di Milano Guida, che sono mattoni morbidi che li metti sulle parti curve e poi si consolidano. Le case a igloo sono deliziose, ce ne sono 8, erano 12 in origine. L'ultima è libera dalla strada, cioè da su uno stradone, ed è proprio, ti viene voglia di viverci, perché questa casetta igloo con le finestrine, il portoncino, il giardinetto, il garage, è una roba proprio da favola. Poi c'erano delle case a fungo, sempre nella stessa zona, che però sono state abbattute, quindi le case a fungo non ci sono più, bisogna andarle a vedere a Novate ce ne sono, ma al quartiere giornalisti le case a fungo non ci sono più. E però quelle igloo sono dell'architetto Marco Cavallè e sono veramente molto carine. Intanto abbiamo Quindi, mandato le foto, Carla, se hai visto. Bravo, che io però oggi le vedo tutte sfocate, non so gli altri. No, credo che sia tutto a posto. La regia Allora è so riuscita io, a farle sono girare sfocata tutte. anch'io. Sono sfocata anch'io oggi, quindi è il mio computer, evidentemente. Poi per finirti la questione, perché vedo che abbiamo Sì. sconfinato, sono andata al cimitero di Greco, che ha questo ingresso che sembra un castello medievale, neomedievale, con un portale gigantesco. Poi dentro il cimitero non è niente di che, tranne la parte più nuova dei colombari, che è molto bella, un po' postmoderna. Però il portale, le colonne di pietra, le mura, le cancellate di Mazzuccotelli, il nostro amico Lisander El Ferré. Quindi anche il cimitero di Greco merita sicuramente una visita. Poi ci sono altre cose, c'è il refettorio ambrosiano che era stato fatto da Rampello e da uno chef durante Expo per radunare e non disperdere i resti delle mense, i resti alimentari di Expo, e c'ha un grande portale con dei altorilievi di cotto quelli che stiamo vedendo adesso. rappresentano l'assistenza, perché ci sono cappelli, vestiti, Pane, mani, forchette, bottiglie. pignotti, bottiglie, eccetera. Mani, sì. E quindi anche questo è molto bello. Sulla piazza della chiesa di San Martino, carina anche quella, dentro abbastanza moderna, però qualcosa di bello c'è anche lì. Quindi con questo abbiamo chiuso Greco e non so se dovrò tornare anche a Greco, forse sì. La prossima volta parliamo di un altro quartiere, perché oggi vado a Crescenzago. Greco Pirelli, un altro bel nome di quelli importanti. Greco Pirelli, perché c'è la Pirelli, poi poco lontano c'è la Bicocca, che però non fa parte del quartiere Greco, e anche gli Arcimboldi, il teatro sì. Ah, ultima cosa, in via Bottelli, dove c'è il municipio di Gorla, c'è un centro di, non allenamento, ma di una scuola di ballo legata al Teatro alla Scala, dove i ballerini vanno a esercitarsi. È una scuola di ballo proprio legata al Teatro alla Scala, quindi c'è proprio scritto fuori Teatro alla Scala ed è a Greco, e la parete della scuola di ballo è tutta con un bellissimo murale con delle ballerine, degli strumenti musicali, un violoncello, dei colori molto, molto vivaci, quindi anche quella merita di essere vista. È faticoso tutto questo. Io ieri sono stata in giro 5 ore e alla fine ero uno straccio, però vale la pena. Bene, allora grazie Carla. Grazie a Carla De Bernardi, noi ci risentiamo lunedì prossimo, continuiamo questo fantastico viaggio. Ecco, se poi vorrete fare il giro che ho fatto io, nel mio libro troverete proprio il percorso, perché io l'ho fatto in forma di diario, non l'ho fatto in forma di guida, per cui racconto proprio la mia passeggiata, compreso dove vado a prendere il cappuccino. Benissimo, grazie davvero Carla De Bernardi. Grazie a tutti, grazie. Buona settimana Carla. Buona settimana a tutti, arrivederci. Allora, intanto vi dico sinteticamente, tra poco ascolteremo una registrazione circa una questione che conoscete, la radio, se ne è parlato alla Camera, dopodiché l'appuntamento con Pierluigi Pellegrin, con
oltre la pagina, diversi argomenti. Se riesco ad aprire il menù di oggi, alle 10:40 Gianmaria De Francesco, Il Giornale, si parla di finanza pubblica, ma non è finita qua, non c'è solo questo, perché Pierluigi Pellegrin stamani parlerà con voi, ecco qua che lo sto scoprendo anch'io in diretta, con Corrado Ocone, di Giorgio Napolitano. Non perdetelo, perché almeno avete un'opinione diversa dalle solite elegie nei confronti dell'illustre defunto, mentre c'è da segnalare anche una chiacchierata alle 11:35 per Terza Pagina, molto interessante, con Pierfranco Bruni, scrittore, poeta, archeologo, direttore del Ministero dei Beni Culturali, candidato al Premio Nobel per la letteratura nel 2015 e nel 2023. Potrà mai la letteratura italiana uscire dal cortile nel quale si è da decenni recintata? Tutto il resto lo trovate sulla pagina Facebook di Radio Libertà, cosa andrà in onda. Buon ascolto. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi.